Allora, ragazzi, ritornando al discorso, perché abbiamo caricato la puntata in cui noi abbiamo parlato della dieta, mo per esempio, oggi abbiamo mangiato quel tacchino che voi vedete. Stasera, diciamo che abbiamo un po' di fame e quindi ci prepariamo una bella pasta e ceci. Come le paste e fagioli, io le faccio in questo modo, sempre utilizzando questi fagioli o ceci, fagioli, principalmente fagioli e ceci, perché sono quelli là più difficili da cucinare, nel senso che bisogna metterli sott'acqua il giorno prima, poi dovete cuocerli per 2 ore. E il risultato con questi qua in scatola, devo dire la verità, sono veramente ottimi. In scatola anche sono buoni, però questi qua proprio nel vetro sono veramente ottimi. Allora, noi faremo prima un soffritto con una bella cipollina novella, un po' di carota e un po' di sedano. Voilà. Quindi adesso ci tritiamo il tutto, cioè mo praticamente voi immaginate che sono le 7:20 e sto preparando una pasta e ceci. Allora, poi logicamente metteremo anche un po' di prosciutto crudo perché si deve usare e poi perché diciamo insaporisce di più la situazione. Nella pasta e ceci consiglierei molto il prezzemolo. Voilà, quindi andiamo adesso praticamente ad iniziare. Voilà. Allora ragazzi, abbiamo preparato un trito con carote, sedano e cipollina. Un po' di prosciutto che serve a dare anche un po' di forza, un po' di sapore, del prezzemolo, abbastanza. Abbiamo messo in una padella l'olio, non molto, facciamo praticamente andare un po' l'aglio, quindi l'olio assume il sapore dell'aglio e abbiamo incominciato a mettere l'acqua per la pasta. Vabbè. Allora, quindi aspettiamo un attimo che l'aglio già incomincia a sfrigolare. Allora, i ceci utilizzeremo queste come pasta, siccome ho un po' di cose, ho un misto, quindi sono rimasti dei spaghetti, abbiamo un po' di penne. Allora, 11 minuti e 11 minuti, facciamo spaghetti e penne. Farfalle non ci stanno, ci stanno i farfalle. Ah, facciamo spaghetti e penne. Vedete, io le lenticchie per esempio le faccio queste qua in scatola, perché per fare la lenticchia, le secche, perché per fare le lenticchie ci vogliono praticamente una mezz'oretta, non di più. Allora, quindi stiamo facendo dorare l'aglio. Adesso lo giriamo un po'. Lo giriamo un po' e voilà. E incominciamo a mettere, abbassiamo prima la fiamma, altrimenti ti brucia, incominciamo a mettere il nostro misto di beduino. Già si sente un odore, ma da morire vecchia in da casa, che non vi ricavare. Allora, per quanto riguarda il sale, qui dovete fare attenzione, perché il prosciutto già di per sé è salato, ma noi per continuare la cottura della pasta utilizzeremo l'acqua salata, quindi attenzione quando mettete praticamente il sale, una cosa importante. Allora, questo è lo stesso procedimento per fare la pasta e fagioli, però mangiate la pasta e ceci. Allora ragazzi, per chi è scettico, vi consiglio veramente di provare. Logicamente noi italiani siamo sempre portati, perché siamo sempre portati a mangiare quelli là che preparano le nostre mammine. Allora là il discorso è tutta un'altra cosa, perché è ovvio che le nostre mammine si mettono lì e cucinano con tanta pazienza, e quindi no, perché non hanno niente da fare, questo è il problema è che magari qualcuno si crede che le mammine non hanno niente da fare e quindi
si preparano la pasta e fagioli, la pasta e ceci, la pasta e piselli, bla bla bla. Invece non è così, loro si fanno un mazzetto quadrato, però vi garantisco ragazzi che fare questo piatto come lo faccio io con i fagioli e vi garantisco che viene, non dico più buono della mamma, ma siamo là. Allora, facciamo quindi soffriggere un po'. Allora, un attimo solo che apro i miei ceci. Voilà, abbiamo aperto logicamente i nostri ceci, potete metterlo anche con tutto il sugo, intanto nel poco. E abbiamo quindi messo un po' di prosciutto per dare sapore al nostro soffritto. Se volesse mettere dei pomodorini metteteli, io personalmente non ce l'ho, quindi come si dice resisto. A questo punto potete mettere anche un po' di pepe, un attimo solo, devo farlo purtroppo a due mani. Voilà. Quindi abbiamo aggiunto praticamente un po' di pepe. Continuate a soffriggere fino a quando praticamente non vedete che il prosciutto è diventato un po' duretto. Voilà. La pasta sta incominciando a bollere. No, c'è l'acqua, voglio dire. Allora, adesso mettiamo i nostri ceci. Adesso, volendo, potete prendere 3-4 cucchiai, anche di più, di acqua salata. Incominciamo a fare questa prima praticamente cottura. Poi sì, ci sono come fagioli, quelli là verdi, che non si rovinano. Potete fare anche una bella cottura senza nessun tipo di problema. Voilà. Arrivato a questo punto mettete una bella manciata di prezzemolo, bella proprio. Mischiate. Allora, e fate continuare la cottura per 5-6 minuti. L'acqua vedrete che arriva appunto dell'ebollizione, si asciugherà sempre. Voilà. E quindi continuate la cottura per 5-6 minuti. Ok? Più tardi. Abbiamo preparato così il nostro mélange di pasta, non ne mettete molta. Poi un'altra cosa, io mi trovo una favola e vi dico che sono buonissimi, credetemi, la pasta integrale. Io la trovo veramente deliziosa, a me piace tantissimo. Comunque la pasta integrale è ok. No, ma potete andare. Voilà. Dobbiamo anche alzare un pochettino, in modo che acceleriamo un po' la cottura. L'acqua sta andando praticamente in ebollizione. Allora, la cottura della pasta come funziona? Allora, una bella botta di cottura della pasta la diamo qui nell'acqua calda.
la cottura è 11 minuti e noi daremo praticamente 6 minuti. Il restante lo cuoceremo qui insieme ai ceci fino, diciamo, a completare per giù la cottura e quindi andremo poi ad aggiungere qualche bicchiere di acqua calda. Voilà. Aspettiamo che finiscono i 6 minuti di cottura che abbiamo deciso prima di fare. Un attimo solo. Voilà ragazzi, abbiamo buttato la pasta, quindi facciamo fare questi 7 minuti di cottura, 6 minuti di cottura e poi andremo a continuare la cottura sempre qui nella pasta e ceci. Ora, arrivato a questo punto, abbassate la fiamma, poi l'andrete a rialzare quando andrete a mettere la pasta e continuate la cottura con la pasta, perché altrimenti questi ceci o fagioli tenderanno praticamente a bruciarsi. Voilà. Allora ragazzi, come vedete mi sono preso un bicchiere di acqua di cottura. Qua abbiamo alzato un altro po' la fiamma, che adesso andremo a scolare la nostra pasta. Attenzione Jeff, scolare la nostra pasta che praticamente è cruda, ci vogliono altri 6 minuti di cottura. Ok, voilà, e quindi mettiamo all'interno la nostra pasta. Ovviamente spegniamo sotto al fuoco, si affredda. Allora, in questa pasta non ci vanno logicamente formaggi, mi raccomando. Allora, siccome la pasta assorbe molta acqua, quindi vi consiglio adesso di mettere il bicchiere d'acqua e cuocere i restanti 6 minuti. Allora ragazzi, e poi si sente un profumino. Vedete, così facciamo. Una volta che ti sei mangiato questa roba qui, hai tutto il tempo praticamente di smaltire. Cioè non abitui il fegato a ingozzarsi praticamente di cose. Voi per esempio oggi abbiamo fatto quel piatto con quel poco di, in fin conto era pochissimo petto di pollo, l'insalatina bella fresca, un piatto che comunque ti riempie lo stomaco ma è subito digeribile, quindi logicamente la sera hai fame. E quindi ecco qua, stasera ho una cosa speciale stasera, e quindi abbiamo fatto la pasta e ceci. E basta, questo è. Non è che poi dopo ci andiamo a mangiare altre cotolette, pollo e peperoni, eccetera. Allora, alla fine quando abbiamo fatto la cottura, voi dovete immaginare che qui potete anche sgarrare di qualche minuto a livello di cottura, perché è ovvio che non tutta la pasta è immersa nell'acqua e quindi richiede un po' più di tempo per quanto riguarda la cottura. Quindi vi conviene praticamente sempre girare in modo che la pasta va a terminare sotto l'acqua. Volendo potete aggiungere logicamente adesso anche l'acqua di rubinetto normale.
proprio quello che noi andremo a fare praticamente. Voilà. Alla fine cottura, quindi 6-7 minuti, ma anche 8-10 minuti vanno bene, non succede niente. Andiamo a mantecare tutto con il prezzemolo fresco e quindi prende tutto un bel sapore. Volendo potete mettere logicamente anche basilico, però in questo caso qua consiglierei il prezzemolo, però il basilico va bene lo stesso. Pressate un po' in modo che l'acqua prende un po' tutta la pasta. Non ho messa molta di acqua, semplicemente perché altrimenti dopo, per farla diventare più secca, perché a me non piace brodosa, ci vuole più tempo. Voilà. A più tardi. Voilà ragazzi, tocco finale, il prezzemolo. Beh, adesso bisogna solo impiattare e mangiare, quindi buon appetito a tutti da Paolo Orlando, Telecatà sul Mare Viaggi per ricette da sballo. Ciao ciao!